Vogliamo anche guardare l'aspetto pratico di questa creazione di questo reato di immigrazione clandestina. Allora, sono stati tolti, come già ha detto il senatore Giaretta, sono stati tolti svariati miliardi alle forze di polizia. Va bene? E questo non è una cosa che dice Italia dei Valori, ma è scritto nelle leggi che sono state fatte in Ma non leggi bene? Non leggo bene, va bene, non leggo Poi ti bene. spiego. Allora, sono stati tolti questi soldi, ma vi siete informati tra le forze di polizia cosa dicono i poliziotti? Madonna mia! C'è più di qualcuno che dice io fermo la persona e lo blocco per reato di immigrazione clandestina, quindi è una persona in più che devo portare in caserma, verbale, reato, eccetera. Meglio lasciarlo perdere. Gli do la sanzione amministrativa ed è solo un aggravio del suo lavoro, è un aggravio. Ma perché parli solo di una parte? Ma abbi pazienza, abbiamo reati importantissimi in questo paese che non vengono sanzionati. Ma scusami, voi parlate di certezza della pena, scusatemi, 70% dei reati che viene dai clandestini. Certezza della pena 70%. Per voi è una parola aleatoria, perché avete promosso e avete approvato la legge famosa il cosiddetto lodo Alfano e avete permesso a 4 persone in questo paese di non essere uguali agli altri. Questo è solo un esempio, perché di solito, scusatemi, forse saremo tanto populisti, metti allora Berlusconi, perché ce l'hai con Berlusconi, ma alla fine il 70% dei reati che vengono dai clandestini. Alla fine l'immigrazione clandestina. Guardate che sapete benissimo che noi sull'immigrazione clandestina siamo assolutamente d'accordo. Se un clandestino non si vuole fare riconoscere è giusto che sia fermato. Ma se è un disperato, come ha detto De Bonio, come ha detto ma sono disperato io di fronte a questi ragionamenti. Questa è stata solo un grande spot che state facendo in campagna elettorale per non parlare di altri temi importanti. Il vero spot è che siete voi che continuate a dire che è uno spot. La realtà di questo paese, dove si dovrebbe parlare di lavoro, di crisi del lavoro, invece parliamo del barcone che avete fermato nelle acque fuori. Il punto è questo, aspetta un attimo, solo un attimo, gli voglio dire solo una cosa. Il punto è che sulla questione immigrazione siete stati un 3-0 e allora di fronte a questo l'unica possibilità che noi per l'immigrazione clandestina siamo d'accordo, l'unica possibilità che l'immigrazione clandestina va colpita se il clandestino sta tentando il pareggio. Cosa vuoi dire? Tentando di allora, siccome questo sanno che è un punto ormai dove sono apertamente sconfitti, cosa dicono? Parliamo di economia. Benissimo. Rispetto al passato, ma se voi continuate a ragionare in termini simili al governo precedente, facendo entrare tutti. Ma cosa stai dicendo anche tu? Ma dai, scusi, puoi fare più realista del realista, dai, sai benissimo. Parli di immigrazione, hai firmato un decreto flussi con un pezzo di carta, 200.000 immigrati hai fatto entrare in Italia quest'anno e anche il coraggio di fare campagna elettorale contro l'immigrazione. Sono più sinceri loro dei leghisti, sono più sinceri loro, voi siete falsi, parlate alle gente, dite che siete contro l'immigrazione, li avete fatti entrare, avete fallito. Ma da dove salti fuori? Ma da dove salti fuori? Avete fatto la multa all'immigrato, allo spacciatore gli date la multa, Ma cosa stai dicendo? Ma vergogna la multa di 20 euro e l'espulsione da 5.000 a 10.000 euro le attività imprenditoriali degli italiani, gli date la multa. Dai, che se non c'era la Lega sull'immigrazione eri ancora all'asilo, dai. Ma cosa? Ma dai. Fate gli stessi ragionamenti loro perché per un piccolo a voi interessa avere una manodopera sfruttata nelle fabbriche, perché quello è il dato di fatto. Quello è il dato di fatto. A me interessa avere l'immigrazione, avere l'immigrato robotizzato. A me interessa che ci sia un'immigrazione che sia regolare. Con l'immigrazione regolare che vuoi te, nel 2050 ci saranno 15 milioni di immigrati. Con il tuo cognome non puoi parlare male troppo degli immigrati, appunto. Non puoi parlare troppo di immigrazione. Come fa a dire